Con TG una buona giornata, una buona domenica. Abbiamo la cronaca in primo piano perché ci sono stati altri due gravissimi incidenti stradali nella Marca. Due auto sono uscite di strada, un 26enne è ferito in maniera molto grave. Lo schianto più preoccupante è avvenuto a Falzè di Trevignano verso le 5:50 in via Montello. Un'auto si è schiantata contro un muretto, al volante c'era appunto questo 26enne originario del Burkina Faso, residente a Montebelluna. Il giovane viaggiava in direzione Musano, all'improvviso ha perso il controllo del mezzo, è stato soccorso dai sanitari del SUEM 118 e trasportato all'ospedale di Treviso. Sul posto anche la polizia stradale per i rilievi di legge e cercano adesso di capire l'esatta dinamica del sinistro. Continua però in maniera serrata un po' in tutte le città del Veneto, a cominciare da Padova, Vicenza, Treviso e così via. Insomma, questa serie di controlli per cercare di limitare al massimo risse, degrado e quant'altro, violenza soprattutto, che si possono venire a verificare nel corso dei fine settimana. Andiamo a Padova. Non solo i controlli delle forze dell'ordine nelle piazze cittadine per evitare le cosiddette risse del sabato pomeriggio, ma un elenco di ragazzi a rischio violenza a Padova. Sono circa 1 migliaio i giovani tra i 14 e i 18 anni finiti nell'elenco stilato dalle forze dell'ordine per l'osservatorio sul disagio giovanile, nato su iniziativa della prefettura. Il fenomeno delle risse o appuntamenti violenti che vengono promossi da baby gang e che si danno appuntamento via chat in alcune piazze per venire alle mani si è diffuso nelle ultime settimane. Finora sono sempre state evitate perché la polizia ha schierato i reparti ed effettuato controlli in città per bloccare i ragazzi in tempo, e proprio durante i controlli sono stati identificati circa 1 migliaio di adolescenti che abitano a Padova e provincia. Il sindaco di Padova, Sergio Giordani, assicura che non ci sono pericoli in città. Una città sicura. La Digos, la questura, il prefetto, forze dell'ordine, man mano che hanno intercettato tutte queste estraordinarietà giovanili che vogliono, insomma, li intercettano, non è che fanno repressione, cercano di motivarli, di non fate queste cose, per cui segnalano i ragazzi. Non è successo mai niente. Di altre città purtroppo succede, qua se non controllati bene dal prefetto quest'ora. Molti sono ragazzi che provengono dalla cintura urbana e tra loro tanti sono stranieri di seconda generazione. Il prefetto Raffaele Grassi per questo ha deciso di coinvolgere tutti gli enti in un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblico dedicato proprio al disagio giovanile, che secondo il sindaco di Padova è stato alimentato da questo difficile periodo di pandemia. Sono disagi giovanili, è il Covid, manca. Io penso che cambia il tempo. Cominciare a giocare a calcio, andare in palestra, fare cose in discoteca, al mare, in montagna, sfumerà tutto, non c'è niente, tranquilli. Io non capisco i giovani che fanno queste cose, però capisco che è stato il Covid, è stata una mazzata tremenda per tutti. Ne stiamo uscendo per fortuna. E a Vicenza una vera e propria rivoluzione sul fronte sicurezza. Pattuglie di prossimità delle forze di polizia che a partire da metà marzo presidieranno il territorio. Si tratta di un'idea, di un progetto che abbiamo discusso in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, che è stato condiviso da tutti quanti, anche perché abbiamo cercato di recepire, come personalmente cerco di fare in ognuna di queste situazioni, abbiamo cercato di recepire quelle che sono le esigenze delle organizzazioni di categoria, quindi di essere vicini al singolo commerciante, al singolo esercente, con un'interazione costante e quotidiana tra esercente e forze di polizia. Affiancheranno le pattuglie in automobile, la finalità quella di avere un punto di riferimento e di confronto costante con le istituzioni e permettere interventi mirati. Inizieranno sicuramente delle pattuglie appiedate specifiche sul territorio, soprattutto nel controllo degli esercizi commerciali, e con una presenza anche di contatti frequenti dei carabinieri con i vari esercenti. La novità arriva da un lavoro in rete tra questura, carabinieri, finanza e polizia locale, a seguito di una serie di servizi interforze che ha portato tra il 10 gennaio e il 10 febbraio al controllo di 3.294 persone, all'emissione di 54 fogli di via, a 7 espulsioni dal territorio nazionale, a 10 arresti, alla sospensione delle licenze di 4 esercizi, anche a Montorso e Valdagno, in uno dei quali la violenta rissa aveva coinvolto gli avventori, oltre al sequestro di 50 kg di droga.
Abbiamo messo in campo delle attività investigative che ci hanno portato in meno di un mese a sequestrare più di 50 kg di stupefacenti fra hashish e marijuana, grandi quantità di denaro, telefoni cellulari e tutta l'attrezzatura per il campionamento e per la preparazione per lo spaccio. Ma oltre ai servizi di controllo, a risultare essenziali sono gli interventi di carattere strutturale, come l'illuminazione che a Vicenza è stata rinnovata nelle zone più a rischio e il supporto del Targa System, che andrà ad implementare il controllo delle targhe con 3 portali per inizio estate e sarà messo in rete con l'Arma dei Carabinieri e la Questura. I varchi sono precisamente uno in Viale Trieste, uno è situato nella Marosticana e uno è situato all'incrocio del Gallo, esattamente verso la Riviera Berica. E controlli straordinari che hanno interessato in maniera congiunta le forze dell'ordine, Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza anche in tutta l'area del Bassanese. Un mese di controlli straordinari che hanno visto scendere in campo in maniera compatta le forze dell'ordine, da Polizia, Carabinieri a Finanza, per una garanzia di tutela anche nel Bassanese. Anche sul Bassanese sono stati svolti servizi straordinari di controllo del territorio che hanno coinvolto tutte le forze dell'ordine, i carabinieri, ma tutte le forze dell'ordine, diciamo, della giurisdizione, e sono stati sicuramente significativi in termini di deterrenza e in termini di attività preventiva sul territorio, e hanno avuto anche un riscontro e continueranno sicuramente di pari passo con l'attività investigativa, soprattutto sui reati predatori. I reati predatori che hanno colpito il Bassanese nella zona di novembre e dicembre e su cui è stata svolta anche un'attività investigativa sostanziale che ha portato anche all'esecuzione di ordinanze di custodia cautelare in carcere. Particolare attenzione posta soprattutto al rispetto delle norme anti-Covid, che poi va a pesare sull'intero pacchetto sicurezza del nostro territorio, come conferma il questore di Vicenza Paolo Sartori. Si tratta di interventi che prima venivano effettuati, diciamo, quasi esclusivamente per la verifica del rispetto delle normative governative di contenimento della pandemia e che adesso, visto l'efficacia che hanno dimostrato di avere in sé, abbiamo deciso con ordinanza, insomma, di inserirle nel più ampio programma di prevenzione e del controllo del territorio, di modo che il rispetto delle normative a contrasto della pandemia siano uno degli aspetti delle finalità di questi servizi, ma che anche e più in generale il controllo del territorio, la prevenzione dei reati, la repressione dei reati possano avere anche una risposta efficace con questo tipo di controlli. E la Finanza di suo sta seguendo soprattutto il filone delle infiltrazioni di stampo mafioso, una realtà più che mai presente anche nella nostra area. Abbiamo delle attività in corso, abbiamo fatto di recente, come ricorderete, un'operazione unitamente all'Arma dei Carabinieri proprio per individuare soggetti che hanno precedenti poliziali e un tenore di vita non congruo a quello dichiarato. Quindi insomma anche su questo campo abbiamo messo su strada delle risorse molto importanti e proseguiremo in questo senso. E a proposito di disordini, torniamo a Padova, dove ieri nel tardo pomeriggio si è svolta l'ennesima manifestazione Novax. Parecchi disordini sono appunto emersi durante il pomeriggio, durante le ore. Un dimostrante no Green Pass è stato arrestato durante una manifestazione non autorizzata per aver tentato di sottrarsi a un controllo degli agenti, rifiutandosi di esibire i documenti e scappando. Quando i poliziotti della volante l'hanno raggiunto, sono stati accerchiati dalla folla che ha tentato di impedire l'accompagnamento dell'uomo in questura. Vista una vera e propria situazione di pericolo che si è venuta a creare, è stato necessario l'intervento di ulteriore personale della polizia che ha riportato la calma. Il dimostrante, dicevamo, è stato arrestato per resistenza e rifiuto di fornire le proprie generalità, mentre un'altra persona che ha colpito un agente con un calcio sarà denunciato per lesioni. Adesso una segnalazione scatterà la magistratura anche per l'organizzazione della manifestazione, perché tutto era iniziato con un sit-in autorizzato, è vero, in Prato della Valle, ma al termine 400 partecipanti si sono spostati in piazza delle Erbe per un'altra protesta, ovviamente non autorizzata, contro Green Pass. Le cose sono poi quindi degenerate con questi comportamenti completamente illeciti da parte dei partecipanti. E ieri è stata
Una giornata densa di commozione a San Vendemiano, dove si è svolto il funerale duplice di Jessica Fragasso e Sara Rizzotto, le due cugine che sono morte nel terribile incidente stradale lo scorso 30 gennaio. Perché? Perché, Signore, hai permesso tutto questo? Chi colmerà questo vuoto insopportabile? Chi farà da mamma ad Elena, a Sofia? Una delle tante domande che aleggiavano oggi pomeriggio i funerali di Jessica Fracasso e Sara Rizzotto, decedute nel tragico schianto del 30 giugno lungo la A28 tra Cimpello e Villotta. Oltre 1000 persone, in parte sedute sul giardino dell'oratorio, in parte assiepate lungo la ciclabile, hanno condiviso il dolore composto delle famiglie. Un sentimento che lega in particolare chi subisce una tragedia della strada, come ha ricordato Don Lorenzo rivolgendosi direttamente alla mamma di Jessica. Io sono il terzo di 5 figli, terzo per mio padre, primo per mia madre. Papà era sposato e aveva 2 bambini, ma un giorno sotto questo stesso cielo sua moglie è mancata, nello stesso modo, con la stessa dinamica. Anche i miei fratelli erano a bordo di quell'auto, ma solo lei è mancata. Qualche anno dopo sono nato io, che oggi parlo con te. Sono forse il segno concreto che il Signore offre oggi, per dirti che la vita sa fiorire dove la morte ha colpito. Speranza nel dolore, ma anche pietà cristiana per l'imprenditore bulgaro che ha investito l'auto delle 2 ragazze per poi darsi alla fuga. Per chi provoca dolore con comportamenti irresponsabili possa convertire il proprio atteggiamento con la grazia della misericordia e compiere atti di carità e di pietà attraverso un rinnovato dono di sé. Preghiamo. Accogli, Signore, la nostra supplica. A rappresentare tutti i veneti il governatore Luca Zaia, tra le autorità presenti il consigliere regionale Sonia Brescacin e i sindaci delle comunità colpite Fabio Chiesa e Gianpiero Cattai. Al termine forse il momento più toccante con il saluto dei colleghi di lavoro di Sara. Sapevi essere determinata, concreta, presente, puntuale. Riuscivi a creare armonia tra noi e colleghe. Amavi il tuo lavoro e la tua passione si percepiva quotidianamente. E la lettera dell'amica Cristina a Jessica. Un istante prima condividevamo la merenda nel cortile della scuola elementare. Un istante dopo sono qui in piedi a salutarti. Sembra impossibile. E tra le tante testimonianze anche il segno della mamma di Sara, che comunque ha voluto essere presente con questi 2 cuscini di fiori, mentre i palloncini bianchi sono stati l'ultimo omaggio di queste comunità verso Jessica e Sara. E l'abbiamo visto nelle immagini, presente anche il governatore del Veneto Luca Zaia, che ha parlato di giustizia assolutamente fondamentale quando si tratta anche un discorso di punizioni che devono essere, ha dichiarato, esemplari. Le leggi sono scritte bene, io non discuto questo, ma vanno applicate anche bene. Secondo me, spero vivamente che qualcuno riveda questa decisione e che comunque la punizione sia esemplare. Il rispetto, l'autonomia dei magistrati non ci mancherebbe, ma penso che ogni magistrato, quando fa una qualsiasi sentenza, comunque indica una via. E allora vediamo che in altri casi le cose vanno in altre direzioni, si riconosca che la comunità non ha percepito questo. Rousseau nel contratto sociale diceva che il popolo ti delega a rappresentarlo e quando non lo rappresenti più ti toglie le deleghe. Penso che qui il popolo dà un'indicazione, cioè i domiciliari per noi sono inspiegabili. C'è la tragedia, l'avete vista, ci abbiamo dovuto fare in un prato all'aperto in pieno inverno celebrare questo funerale perché la gente non ci stava in una chiesa. Ci separiamo per qualche minuto, tra pochissimo. Rieccoci in diretta. Sta suscitando un clamore a livello regionale e nazionale la questione degli 11 milioni di euro di debito che ricadono sul direttore generale dell'UL7 Pedemontana, Carlo Bramezza. Quasi 11 milioni di euro di debiti in capo al direttore generale dell'UL7, Carlo Bramezza. L'eco di questa notizia si è diffusa a livello regionale e nazionale.
I fatti sono noti. La sezione fallimentare del Tribunale di Treviso ha disposto un procedimento di liquidazione del patrimonio di Bramezza, confermando come l'attuale guida dell'ULSS 7 non sia stata in grado di far fronte ai debiti maturati dopo aver rilasciato garanzie personali per 2 società di capitali di cui era socio. Investimenti nel ramo immobiliare, appalti, lottizzazioni, ristrutturazioni e gestione di immobili pubblici e privati. Investimenti e scelte sbagliate che hanno portato al pignoramento del suo patrimonio. A disposizione dei creditori, infatti, sono finiti i suoi beni immobili, i conti correnti, le azioni di alcune società estere e i suoi beni mobili. Una carriera rapida e verticale quella di Bramezza, esponente di una nota dinastia della politica e dell'imprenditoria trevigiana. Da marzo 2021 è direttore generale dell'ULSS 7 Pedemontana, dopo aver guidato quella di San Donà Veneto Orientale. Giovane democristiano, laureato in legge, ha avuto incarichi dirigenziali nelle IPAB della Marca. Dal 2000 al 2012 ha diretto Casa Marani a Villorba, poi il passaggio all'ULSS 4. La sorella Ilaria, direttrice generale in regione, è oggi capo dipartimento per le opere pubbliche, le risorse umane e strumentali del Ministero delle Infrastrutture. Gli 11 milioni di debiti disegnano un quadro impegnativo e complesso che pone necessariamente degli interrogativi sull'opportunità, per chi ne venga investito, di svolgere ruoli dirigenziali in campo pubblico e soprattutto come direttore generale di un ULSS che deve garantire la tutela del bene più prezioso, la salute dei cittadini. I nostri microfoni, lo ribadiamo, restano aperti a tutti, a partire proprio dal direttore Carlo Bramezza. E a proposito di salute dei cittadini, un vero e proprio SOS, quello che viene lanciato per quanto concerne la mancanza di medici di famiglia. Carenza di medici di famiglia è un problema annoso che potrebbe esplodere nell'anno da poco iniziato con quasi 100.000 trevigiani che a fronte di nuovi pensionamenti dei condotti saranno costretti a cambiare medico. L'anno scorso sono andati in pensione una 70 di dottori, ma anche nel 2022 potrebbero andarsene quasi altrettanti e sembra inevitabile che diverse famiglie saranno costrette ad andare anche in comuni diversi da quello di residenza. Ieri se ne è parlato in un nuovo incontro ULSS Sindaci. Sicuramente con il direttore generale e tutti i colleghi sindaci stiamo affrontando da più mesi questo tipo di intervento proprio nei nostri territori, dando anche una massima disponibilità rispetto anche alla situazione degli ambiti, quindi al trasporto anche delle persone in altre situazioni, proprio per cercare di fare squadra tutti insieme. C'è il problema delle guardie mediche, quella di paese è chiusa da mesi, e quello appunto dei medici di famiglia. La Regione ha previsto la possibilità di innalzare il massimale di pazienti da 1.500 a 1.800, ma non tutti hanno aderito. Sicuramente le strade percorse sono state molteplici, anche quella della delibera della Regione Veneto, la numero 8 del 2022, che ha permesso appunto di aumentare il massimale, ovviamente in forma volontaria da parte dei medici. Chiaramente in questo tavolo il direttore generale ha portato la possibilità di ampliare appunto anche con la presenza delle parti sindacali un tavolo proprio per permetterci di lavorare di squadra, come già stiamo facendo in tutti quanti questi mesi, per trovare delle soluzioni che portino ovviamente delle possibilità ai nostri cittadini proprio in questa situazione che, ripeto, a livello nazionale non è stata fatta quella programmazione dovuta che doveva essere fatta invece sul territorio. Diamo invece adesso assieme uno sguardo al report inviato da Azienda Zero per cercare di capire che variazioni ci sono state nelle ultime 24 ore. E allora sono 4.491 i nuovi casi positivi, un totale di episodi di positività pari a 1.267.330. Guardando la situazione negli ospedali in area non critica e in terapia intensiva, vediamo che ci sono 18 pazienti in meno in area non critica e 5 pazienti in meno in terapia intensiva. Questi sono dati che tutto sommato fanno ben sperare. Restano ricoverati positivi, un numero di ricoverati positivi pari a 992 persone, 76 in area non critica, 76 in terapia
terapia intensiva. Dato che fa sempre un certo che è quello legato proprio al numero dei decessi, 19 persone che nelle ultime 24 ore non ce l'hanno fatta, hanno perso la vita. Andiamo a vedere invece per quanto riguarda le variazioni di vaccinazioni, quindi quante vaccinazioni sono state fatte in più, e allora 21.000 nelle ultime 24 ore, 402 le nuove somministrazioni di vaccino. Di queste 1.035 sono nuove prime dosi, 4.324 i cicli completati e 16.043 le iniezioni che sono state fatte nelle ultime 24 ore per quanto concerne però le terze dosi, i boost, quelle che vengono chiamate booster. Un totale di vaccinazioni pari a 10.666.285, cresce il numero anche delle dosi somministrate in base alle dosi fornite, perché stiamo parlando praticamente del 99%, 98,8%, quindi una percentuale altissima che si riscontra nella nostra regione. E adesso invece torniamo a occuparci della calda, bollente questione Veneto Banca. Ieri c'è stata maxi udienza, ma vediamo la situazione. Giustizia non si è fatta, nel senso che rimangono sul terreno 5 miliardi di risparmi bruciati, situazioni che hanno distrutto famiglie, tessuto sociale, economico, e quindi dovremmo interrogarci sul perché si è arrivati a questo e non si è fatta giustizia prima. Il commento non è tanto del sindacalista quanto del dipendente di Veneto Banca, perché Massimo Paglini, numero 1 della CISL trevigiana, non le manda a dire proprio in questa seconda veste a Banca d'Italia. È colpa di un sistema che lo ha anche sostenuto Consoli, e quindi Consoli è stato solo l'anello terminale di un sistema che non funzionava, a cominciare anche da chi doveva vigilare, perché oggi viene condannato Consoli per ostacolo alla vigilanza, ma la vigilanza non si è fatta. E l'affermazione viene da chi bilanci, situazioni e sensazioni le ha viste e vissute da dentro il palazzo di Montebelluna. La situazione di bilancio la vedevamo già dal 2010-2012 e viene da lontano, viene da 1 miliardo di avviamenti in bilancio che erano stati ascritti perché erano per l'acquisizione della Banca Popolare di Intra, e poi quel miliardo non valeva più niente, ma questa cosa qua si sapeva da almeno 6-7 anni. Scelte avventate sulle acquisizioni a Fabriano, ma anche in Puglia, per non dire delle varie banche estere che hanno appesantito e non poco i bilanci di Veneto Banca, che fino al 1997 erano più che positivi grazie al traino del comparto calzaturiero montebellunese. Anno orribile il 97 per Paglini, con la storica assemblea del Palazzetto Allegrenzi che sancì l'entrata in scena di Vincenzo Consoli e Flavio Trinca. Anche sul prossimo processo per truffa l'ex cassiere di Veneto Banca ha più di qualche dubbio. E rispetto alla confisca del patrimonio poco si potrà ottenere. Purtroppo se la giustizia italiana arriva tardi, i buoi scappano di solito. Tantissime le persone, sono tantissimi i risparmiatori che hanno perso tutto nel crack sia Veneto Banca, ma lo ricordiamo anche nel crack popolare di Vicenza. Una situazione davvero difficile per tantissime persone, e come è una situazione molto difficile per tantissimi dipendenti che per esempio nell'area del Padovano vengono definiti i nuovi poveri. Essere poveri pur lavorando. Il fenomeno dei working poor, i lavoratori poveri in Veneto, riguarda circa 200.000 lavoratori e si è diffuso velocemente anche nel Padovano. A confermarlo i dati diffusi da uno studio condotto dal CAF della CGIL. Elaborando i redditi del 2021, il 16% dei dipendenti della nostra provincia percepisce un reddito inferiore agli 11.500 euro lordi l'anno, soglia indicata come bassa retribuzione. I lavoratori che si trovano in uno stato di povertà nella provincia di Padova sono circa 50.000 e i più penalizzati sono donne e giovani sotto i 35 anni. Qui infatti le percentuali salgono rispettivamente al 20 e al 19%. Sono dati inquietanti, commenta la CGIL, eppure il governo non sta facendo niente per combattere la precarietà e la recente legge di bilancio tende a favorire i redditi sopra i 39.000 euro, conclude il sindacato. Nel Padovano il reddito medio dei lavoratori poveri è di 7.500 euro l'anno. Ci fermiamo per qualche minuto e poi nella seconda parte andremo a occuparci anche della situazione molto difficile che stanno attraversando determinati settori come tutte le vetrerie nel Veneziano o la ceramica nel Novese. A tra pochissimo.
E rieccoci in diretta. Prima di continuare la nostra ampia pagina economica andiamo a Venezia perché ieri si è aperto dopo tanta attesa, 2 anni di blocco, il Carnevale veneziano 2022. Allora abbiamo in collegamento telefonico proprio da Venezia il nostro Lorenzo Maier. Lorenzo, raccontaci un po', dopo 2 anni di blocco, che aria si è respirata a Venezia in queste ore? Buongiorno Vanessa, buongiorno ai nostri telespettatori. Venezia ha accolto ovviamente a sé stante il Carnevale, non poteva essere altrimenti, come dicevi giustamente tu. Questo è il terzo Carnevale ormai che si vive ancora in tempo storico di pandemia. Ricordiamo tutti come l'anno scorso fu solo un carnevale digitale e l'anno precedente ancora il carnevale venne interrotto proprio la domenica, la vigilia del momento clou del martedì grasso, perché si cominciavano ad avere le prime avvisaglie di quella che poi sarebbe stata la tragedia del Covid. Quest'anno è un carnevale che tutti si augurano sia il carnevale della, speriamo, definitiva ripartenza. Un carnevale che ovviamente deve tener conto di tutte le misure che ancora sussistono, permangono per combattere e contenere il contagio e anche per far sì che tutti gli eventi si possano svolgere in sicurezza. Questo si traduce nel fatto che non sono stati organizzati quest'anno i grandi eventi che c'erano prima del 2020, ovvero sia il volo dell'Angelo. Non c'è stato, non ci sarà, non ci saranno gli spettacoli con una grande affluenza di pubblico. C'è però un carnevale nei teatri, c'è un carnevale che comunque vede il ritorno delle feste di palazzo, c'è un carnevale con spettacoli e piccoli eventi disseminati nella città, però senza grandi assembramenti, per un numero contenuto di persone. Ovviamente nei luoghi al chiuso è obbligatoria la mascherina, non obbligatoria come sappiamo la mascherina nei luoghi all'aperto, ma comunque è consigliata dove nei luoghi della festa ci siano un numero elevato di persone, così da questo ritorno al futuro, questo è il tema, lo slogan, il titolo di questo carnevale, si snoderà a Venezia da ieri fino a martedì 1 marzo, che è il clou del martedì grasso. Quindi una festa importante per Venezia che speriamo segni la ripartenza anche dal punto di vista economico. Gli albergatori sono soddisfatti, perché comunque non c'è una ripresa in termini percentuali elevatissima, però comunque una ripartenza c'è e soprattutto ci attendiamo per i prossimi 2 weekend, che sono i 2 weekend centrali, il momento clou del carnevale, che possono arrivare anche i turisti. Ecco, comunque dalle prime immagini che sono state girate dai colleghi già si vede insomma una Venezia che sta ricominciando a vivere, perché insomma sono seppur tutto limitato, seppur tutto circoscritto eccetera, però insomma una certa frizzantezza si coglie ampiamente nel centro di Venezia. Certo, poi c'è l'invito comunque fatto a tutti, anche ai veneziani, ai turisti anche magari di prossimità della nostra regione, i corregionali del Veneto e tutti i residenti della città metropolitana, comunque a venire a Venezia a partecipare per esempio ai concorsi che ci sono, diciamo uno su tutti ovviamente quello della maschera più bella, per cui sono ricomparse sicuramente le maschere. Ci sono i coriandoli, ieri all'incirca il termometro delle presenze segnava 50.000 presenze in città, 50.000 arrivi, che non sono certamente poche. No, assolutamente. Tra l'altro oggi è stata una giornata particolare per Venezia, perché si è svolta la regata per l'ingegnere Massimo Zennaro. Raccontaci. Ingegnere Marco Zennaro, sì, un imprenditore che
che si trova ormai da più di un anno per una controversia commerciale, si trova prigioniero in Sudan e Venezia ha voluto, come già l'anno scorso, ha voluto far sentire la propria voce affinché le istituzioni anche a livello nazionale, governativo soprattutto, e perché no internazionale, si mobilitano affinché si possa arrivare alla liberazione di questa persona, Marco Gennaro appunto, che sta vivendo in condizioni ovviamente molto molto difficili. Poi si è passati dalla speranza di un rinvio all'altro e ovviamente senza alcun esito per ora, e Venezia ha voluto far sentire la sua voce perché le istituzioni non si dimenticano di questa grande, possiamo chiamarla anche tragedia ovviamente, che si sta vivendo in Sudan. Lo ha fatto con un corteo acqueo delle liniere, degli amici, delle società sportive, che da ieri mattina alle 11 fino a poco fa, quindi alle 11 di oggi, si sono alternate ai remi 24 caroline. Il numero 24 non è casuale perché ovviamente 24 sono le ore della maratona, che hanno voluto vogare in Canal Grande, quindi nel luogo simbolo di Venezia, e far sentire la propria richiesta di stare vicini a questa famiglia e la richiesta che Marco Gennaro possa essere al più presto liberato, con delle imbarcazioni a remi che portavano degli striscioni "Forza Marco, Marco libero", per ricordarci ancora che insomma c'è questo fronte purtroppo ancora aperto che aspetta una conclusione, speriamo il più presto possibile. Bene, allora io ringrazio il nostro Lorenzo Maier da Venezia, grazie per il tuo intervento Lorenzo, buona giornata, buon lavoro, buona continuazione. E noi proseguiamo, torniamo a occuparci del periodo particolarmente difficile che sta interessando alcuni settori nello specifico. Restiamo nel veneziano perché parliamo di una vera e propria crisi che interessa tutto il settore del vetro. Salvare 1000 anni di storia, tutelare la produzione artistica del vetro di Murano. Nell'isola veneziana, fabbriche e fornaci sono in ginocchio per l'aumento esponenziale dei costi del gas. Il maestro vetraio Giancarlo Signoretto è a Cannes per realizzare un importante progetto di collaborazione con il Festival di Cannes e da qui lancia un accorato appello che unisce anche i colleghi francesi. Le cose non vanno per nulla bene. Sono state fatte molte promesse, abbiamo ricevuto dei soldi, la regione ci ha aiutato, ma non basta, dobbiamo andare oltre. Le fornaci a Murano stanno passando un bruttissimo periodo, il gas sta aumentando sempre di più e noi non abbiamo più la soluzione alla mano. Qualcuno deve aiutarci, adesso non sappiamo più a chi rivolgersi. Il vetro è una cosa importante, i 1000 anni di storia devono andare avanti. Questa partita ha superato dunque i confini nazionali. Io oggi mi trovo in Francia e per vivere devo viaggiare, però porto sempre in giro il nome di Murano, 1000 anni di storia, e la nostra storia sta viaggiando attraverso tutti i paesi dell'Europa. Io sono in compagnia con un mio collega, un mio amico maestro vetraio francese. Abbiamo un po' chiacchierato e anche loro stanno pagando molto caro lo scotto dell'aumento del gas. Si è aperto un fronte comune. Abbassiamo i costi del gas, salviamo l'arte del vetro. Noi non ce la facciamo più, se andiamo avanti così chiuderemo per sempre. E fortemente a rischio anche tutto il settore della ceramica, proprio per questo caro energia, non riescono più ad affrontare, a pagare le bollette, viste appunto le bollette altissime che stanno arrivando in questi giorni. Quindi da una parte abbiamo visto il vetro artistico di Murano a gran rischio, così come tutta la ceramica artistica di Nove che sta davvero soffrendo. L'effetto boomerang del caro bolletta è arrivato con una certa forza
anche nel comune di Nove. Una crisi dovuta ai rincari, quella delle attività produttive novesi, in particolare per il settore ceramico. La situazione è di grande preoccupazione. Ci sono le aziende in difficoltà perché il caro bollette le sta mettendo in ginocchio. Non riescono a contenere i prezzi di prodotti che magari hanno già deciso e contrattato come prezzo appunto con gli acquirenti, e quindi il rischio è veramente quello di chiudere. Chiudere, una parola che fa paura, soprattutto per l'effetto domino economico-sociale. Quando chiude un'attività ci sono delle persone, delle famiglie che ne risentono. Non si tratta solo di economia, ma si tratta di società. E il comparto ceramico a Nove è identitario, è molto ampio, e quindi l'amministrazione ha convocato ben 2 attività produttive per trattare il tema in modo specifico con loro. Un aumento dei costi non più sostenibile, bollette che arrivano fino al triplo rispetto agli anni precedenti. Il problema non si può risolvere con dei contributi che arriveranno, e non si può risolvere con dei criteri che vanno ad aiutare a sostenere delle aziende di grandi dimensioni. A Nove abbiamo un tessuto di ceramiche che va dall'artigianato artistico di piccole attività come di media dimensione, ma che fanno fatica ad accedere ai contributi che sembrano esserci. Quindi la preoccupazione è proprio di dare una risposta adesso per loro. E adesso andiamo nel bellunese, perché ricorderete senz'altro i 2 colossi aziendali ACC e Italstandard che praticamente in ginocchio, rischio chiusura, con tantissimi operai dipendenti che hanno rischiato di trovarsi in mezzo a una strada. Pare ci siano delle buone possibilità per entrambe. Dopo l'incontro del tavolo regionale di monitoraggio relativo al percorso di reindustrializzazione del sito Italstandard c'è ottimismo. La decisione di concedere alla cordata veneta un periodo di negoziazione in via esclusiva, anche se per un periodo limitato di 3 settimane, è stata accolta con unanime positività. La cordata composta da Banca Finit, da Delfin Condelvecchio, da Rossi Luciani, da Progest è una cordata che può dare un nuovo futuro allo stabilimento di ceramica Dolomite di Trichiana, rilanciando un grande simbolo del manifattura del nostro paese, dando la possibilità di lavoro a centinaia di persone impiegate in quello stabilimento. Sono particolarmente soddisfatto, ho lavorato per un lunghissimo periodo perché questa possibilità potesse avere luce, e ad oggi guardo con grande ottimismo nei confronti del futuro di Trichiana e nel comparto della ceramica. Il tavolo regionale ha prima discusso le 3 proposte industriali per il sito produttivo pervenute nelle scorse settimane, ma la scelta è caduta su quella prettamente legata al territorio. Non può che essere di grandissima soddisfazione la notizia della possibile soluzione della crisi dell'Italstandard di Trichiana. Una bellissima e ottima notizia che arriva dopo l'annuncio della risoluzione della crisi dell'ACC di Mel avvenuta questa settimana. 2 importanti realtà imprenditoriali della Valbelluna che ci auspichiamo abbiano risolto definitivamente i problemi degli ultimi anni. Ottima la notizia che un gruppo di imprenditori veneti sono interessati finalmente al futuro industriale dell'Italstandard. Che siano veneti è un valore sicuramente aggiunto, perché è garanzia di serietà, e credo che questo sia una cosa molto importante, soprattutto nei confronti dei sindacati, dei lavoratori, insomma di quelli che in quella fabbrica ci hanno creduto fin dall'inizio. Io credo che oggi la politica debba fare un unico sforzo veramente fino in fondo, quello di portare a casa dei risultati concreti per favorire questo investimento. Ora le attività di approfondimento e analisi continueranno ad essere monitorate dal tavolo regionale. Il prossimo incontro in sede regionale è previsto il 24 febbraio. Il caro bollette non interessa solamente le aziende, ma anche tanti privati. Il comune di Cadonica sta cercando di allargare appunto il numero di persone che possano beneficiare del bonus gas.
Per far fronte al caro bollette, il comune di Cadonega ha deciso di estendere la platea dei beneficiari dei contributi a sostegno delle spese relative ai consumi di gas. L'amministrazione ha stanziato un nuovo fondo di 61.000 euro, questa volta però non sarà destinato ai residenti con un indicatore ISEE non superiore ai 12.000 euro, ma viene esteso anche a quelli con un indicatore non superiore ai 15.000 euro. Il bonus sarà riferito ai consumi dal 1 ottobre 2021 fino al 31 marzo 2022, ossia il periodo rimasto scoperto dal precedente bonus scaduto il 30 settembre 2021. Un'azione concreta, ha spiegato il sindaco Marco Schiesaro, nel momento in cui le spese raddoppiano e aumentano le famiglie che non arrivano a fine mese. L'importo massimo del contributo corrisponderà a 450 euro erogabili ai richiedenti che documentino spese sostenute nella stagione termica di riferimento pari o superiori allo stesso importo. Nel 2021 hanno presentato domanda per il bonus gas 160 residenti. Noi ci fermiamo per qualche minuto, subito dopo continuiamo a parlare, ricorderete senz'altro la tragedia avvenuta sul Piave in giugno scorso quando Elisa Campeol venne assassinata mentre stava prendendo il sole. Ci sono delle importanti novità che riguardano proprio Elisa Campeol. E rieccoci in diretta. Il giugno 2020 venne assassinata lungo il Piave mentre stava prendendo il sole Elisa Campeol, che gestiva un locale nel Trevigiano. Per ricordare, per mantenere vivo il ricordo di Elisa Campeol, ci sono due amici che hanno voluto continuare l'attività che appunto stava portando avanti la donna, per lei, ma soprattutto proprio per lanciare un messaggio forte di speranza a tutte le persone. Sicuramente è una giornata importante e anche il valore che ci sta dietro comunque a questa giornata, al bar, al significato, a tutto, a quello che è successo. Elisa la conoscevo fin da piccola e sicuramente anche questo, mantenere il nome suo e comunque portare il suo ricordo. Riapre tra mille emozioni, anche contrastanti, l'Elis Bar, il locale in via Pati a Pieve di Solico, gestito accanto ai genitori da Elisa Campeol, fino a quel maledetto 23 giugno 2021, quando sulle rive del Piave, all'isola del Mort di Moriago, venne uccisa dalla furia di Fabrizio Biscaro. 20 coltellate che non le lasciarono scampo. Da quel giorno le saracinesche sono state abbassate fino alla scelta coraggiosa di due giovani, Barbara e Pablo, compagni nella vita e genitori di due bambini. Ero frequente qui come cliente del bar, quindi ci conoscevamo bene e questa cosa mi ha molto dispiaciuto, e per quello che sono qui oggi per raccontare questa storia. Una storia di famiglia e di comunità, una ferita aperta anche per il sindaco Soldani. Una storia bruttissima che però in qualche modo oggi riceve una forma di sollievo e di un gesto positivo con continuare a portare avanti questo locale con il nome di Elisa, quindi con la sua memoria. Un ricordo doloroso e vivido, soprattutto tra i clienti. Elisa la ricordo quando era qui al bar con i suoi genitori e adesso rivederlo di nuovo aperto mi dà ancora un po' di emozione. Rimarrà sempre nel ricordo perché si dice che lo spirito alleggia sempre in questa zona, è la sua casa e quindi rimarrà sempre. Guarda, mi emoziono perché non ho parole per la ragazza. In bocca tante forze ai genitori. A rivolgere un pensiero e un grazie ai genitori di Elisa è proprio Barbara. Due persone coraggiosissime che stimo tantissimo. Si riparte quindi, il piccolo Andrea è più emozionato di mamma e papà. Io sono felice perché era il mio sogno e anche quello dei miei genitori. Quindi li aiuterai? Sì, li aiuterò facendo quello che posso ovviamente, e quando diventerò più grande li aiuterò ancora di più. E appunto quanto accaduto a Elisa Campeol è l'ennesimo esempio di violenza sulle donne, ennesima vittima di violenza sulle donne, Elisa Campeol, tanto che a Vicenza adesso è stato firmato un protocollo che si definisce protocollo di rete, proprio per cercare di allargare e coinvolgere sempre più anche le istituzioni per arginare un fenomeno purtroppo in crescita.
Vi è stato un tentato omicidio nel 2020 e mentre invece si è passati dal 2020 al 2021 da 0 a 5 omicidi, ma al di là dei numeri si tratta della gravità dei fatti che sono stati commessi e che hanno scosso tutta la comunità vicentina. È il primo dato tra quelli messi in risalto dal Questore a evidenziare la drammatica situazione femminicidi e violenza sulle donne nell'ultimo anno a Vicenza. Per questo il prefetto ha accelerato le procedure per arrivare alla stipula di un protocollo d'intesa tra tutti gli enti coinvolti per fare rete e sostenere le vittime che decidono di fare denuncia. Un fenomeno in aumento e che va contrastato. La prossima settimana la Regione Veneto concerterà le linee di intervento con una modalità simile al protocollo appena firmato, ma su scala regionale. In un organismo, in uno strumento di questo tipo, non riusciamo a capire chi fa cosa ed è importante quando ci sono tanti soggetti e tanti attori che partecipano poi a delle dinamiche di questo tipo nella presa in carico iniziale. La presa in carico può essere sanitaria, che può essere legata alle forze dell'ordine, che può essere legale, fino a poi arrivare alla presa in carico sociale, di sgancio, di autonomia o comunque di uscita da un percorso di un certo tipo. È un grande risultato che abbiamo perseguito per parecchio tempo, abbiamo lavorato come Comune di Vicenza e Servizi Sociali a questo progetto. Poi la Prefettura ha fatto da regia in maniera egregia, ha messo al tavolo tutti gli attori principali, c'è uno strumento in più che permetterà di tutelare le donne dalle violenze di genere, quindi da questo punto di vista è un grande risultato per Vicenza, speriamo che possa essere di aiuto per prevenire i fatti che hanno purtroppo caratterizzato anche le cronache locali nei mesi scorsi. E adesso parliamo di stagione sciistica, una stagione che quest'anno si sta svolgendo regolarmente, neve permettendo. Gli impianti però sono in forte crisi per quanto accaduto tutto l'inverno 2020-2021, un inverno trascorso senza poter lavorare per tutte le restrizioni dirette e indirette che sono state causate dalle varie norme anti-Covid e oggi più che mai una sofferenza che continua anche per il discorso dei rincari energetici e delle materie prime. E allora noi abbiamo deciso di andare sull'altopiano, abbiamo voluto sentire un po' come sta procedendo la situazione sull'altopiano di Asiago. Abbiamo parlato proprio con l'assessore al turismo e allo sport di Asiago, Nicola Lobbia, che però ci ha fatto un quadro non del tutto positivo. Sentiamo. Una stagione turistica invernale che sta per finire sull'altopiano, un inverno questo che verrà ricordato per i cieli azzurri, un clima dolce, ma soprattutto per la poca neve che ha lasciato spazio a un manto erboso quasi primaverile. La situazione turistica invernale ad Asiago e più in generale nell'altopiano dei 7 comuni è una situazione caratterizzata dalla totale assenza di manto nevoso. Questo ovviamente ha creato alcuni problemi per quanto riguarda la continuità delle prenotazioni delle settimane bianche, anche se la neve caduta a dicembre ha consentito l'apertura degli impianti sciistici fino a questo momento, mettendo in luce anche la capacità organizzativa dei gestori delle nostre ski area. Lavoro di squadra, questo è il motto per un inverno turistico che a tratti profuma d'estate. Un plauso ancora più particolare va al Centro Fondo Asiago che ha saputo realizzare un circuito di 30 km ancora attivo e offrire al nostro ospite l'opportunità di vivere la nostra montagna anche attraverso lo sci da fondo. Un clima però che ha messo in difficoltà soprattutto il sistema alberghiero. Le prenotazioni, come dicevo, sono ovviamente fortemente penalizzate da questa situazione legata alla stabilità del tempo, del meteo. Attendiamo nei prossimi giorni un po' di neve per continuare a allungare un po' quella che sarà una stagione turistica che ci proietterà poi nella primavera-estate, aspettando ovviamente l'uscita da quello che è il problema principale per il turismo, ovvero la pandemia. Dalla montagna torniamo invece in laguna perché proprio a Venezia tra una iniziativa e l'altra legata al carnevale si è svolta anche un'importante manifestazione di Lega Ambiente.
Allo slogan di scaldarsi non deve essere un lusso, questa mattina nei pressi della stazione ferroviaria di Santa Lucia a Venezia si è svolta la manifestazione di protesta organizzata da Rifondazione Comunista per dire no al caro bollette. Scaldarsi è un bene primario, perché poter affrontare un inverno, soprattutto per le persone anziane, avendo la garanzia di potersi scaldare nella maniera sufficiente, non è un lusso, noi crediamo sia un diritto. 2 giorni di mobilitazione in decine di piazze italiane con una raccolta firme contro gli aumenti delle bollette e il caro vita che colpiscono gli italiani già stremati da salari e pensioni tra i più bassi d'Europa, spesso da fame, precarietà diffusissima e disoccupazione, dicono i manifestanti. Una signora, un'anziana, mi ha detto: mi è arrivata una bolletta che è praticamente quasi equivalente alla mia pensione, io non so cosa mangerò se pago la bolletta. La richiesta al governo è di intervenire immediatamente. Abbiamo già raccolto migliaia di firme, nell'ordine di 7-8 mila ormai nel Veneto. Una prima parte li abbiamo già consegnate ai prefetti facendo delle richieste precise, cioè di bloccare gli aumenti, di fare come è stato fatto in Francia, dove il governo Macron ha deciso che le bollette non potevano aumentare più del 4%, e anche che si intervenga sui profitti incredibili che stanno facendo le multi-utility, sulle tasse e sulle accise. In contemporanea in campo San Geremia è andato in scena il flash mob di Legambiente per dire stop alla dittatura delle fonti fossili. Le associazioni, unite nel messaggio a tutto gas ma nella direzione sbagliata contro le bufale fossili e nucleari, hanno ribadito come la scelta di puntare su gas e nucleare vada in direzione insensata e contraria, rallentando lo sviluppo delle fonti rinnovabili. E invece ieri e oggi sul Piave un doppio appuntamento per parlare della salvaguardia del fiume e del suo futuro. 2 giornate dedicate alle aree umide e ai boschi di riva del Piave, un bene comune, quello dell'ambiente fluviale, messo a rischio, secondo gli attivisti di Legambiente, proprio dall'uomo. Per questo in mattinata è stata organizzata una passeggiata dalla spiaggia di Saletto al monumento del Molino della Sega, in attesa del flash mob di domani alle 10 in vicolo Medaglie d'Oro a Candelù. Se tu continui a scavare in Piave, tu non avrai più zone umide. Le nostre lanche, che erano in pratica gli stagni alimentati dalla falda e alimentati dal corso del fiume, funzionavano quando c'era il fiume che correva più in su. Adesso piano piano stanno scomparendo e nel frattempo si crea una canalizzazione del fiume. Con il risultato di rendere la corrente sempre più impetuosa, causando poi le esondazioni ben note a San Biagio e Ponte di Piave. L'altro tema è quello dell'agricoltura. Restituire al fiume i campi coltivati a ridosso dell'alveo significherebbe, secondo gli ambientalisti, non aver bisogno di altre casse di espansione. Il fiume ha bisogno di spazio, dobbiamo ricrearlo, perché noi piano piano l'abbiamo costretto all'interno di questo grosso canale. Il tema della sicurezza del fiume è un tema importante per tutte le persone che vivono lungo il corso del Piave, ma che va affrontato nella sua sistematicità, dalla sorgente alla foce, altrimenti andiamo ad interventi settoriali che vanno a difendere soltanto le lobby dei cavatori. Affrontare la questione nella sua sistematicità vuol dire coinvolgere in questo percorso i comuni rivieraschi. Siamo in ritardo, ma c'è soprattutto necessità di fare squadra, di mettersi insieme per tutelare, soprattutto io penso per le generazioni future, i nostri figli, i figli dei nostri figli che si troveranno a non vedere quello che noi adesso riusciamo a vedere o a vivere. Ecco. E questo per il momento è il nostro ultimo servizio. Ricordo l'appuntamento con l'informazione serale 18:50 TG Bassano, 19:15 TG Vicenza, poi il Grande Cinema alle 21:15. Non perdete Proposte indecente con Demi Moore e Robert Redford. Questo è davvero tutto, grazie per averci seguito e una buona giornata. Arrivederci.